basta essere con me. Se mi sento io vieni là. Insomma, è una delle ragioni di vita adesso. Sì, qui è questo. Gli è rimasta solo l'anziana gattina dopo che i ladri gli hanno portato via tutto. È avvilito Adriano Vettori, 80 anni, una vita di lavoro tra la Berga di Quinto e poi la radiologia di Treviso. Una vita di solitudine in questa casa di Fontane di Villorba, fatta a parte una figlia di parentele distanti di una moglie portata a Camposanto oltre 30 anni fa. E una vita sempre più povera di ricordi dopo che un anno fa i ladri gli hanno portato via tutti gli ori, fedi comprese. E poi dentro Parea? Dopo io ho fatto il disastro. Anche i pastigli mi è schifo. Sono stato via un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto sulla mia casa a disfatta a Caporetto. Portato via anche la fede della moglie? Tutti. Fede, braccialetto, catenina. I ricordi? Spariti i ricordi e da venerdì anche la pensione, dopo il passaggio di un giovane scaltro che gli ha portato via i soldi che aveva in portafoglio. Vestito normale, accento veneto nostrano, prima paventandosi addetto a delle poste, si offre di aiutarlo nel voto per il referendum e poi gli chiede una banconota con la scusa di trascrivere un numero seriale. Ma non ha neanche un soldo. E io dico, vado a avere qualcosa. Come che vuoi in camera e mi capita a parlare io. Mi ha visto che sul portafoglio che avevo un quadretto così, messo un astico e mi ha tolto sto astico con sto cartoncini e gli era 800 euro dentro. Non è tanto il denaro, sottolinea Adriano, ma come me l'ha portato via e come l'altra volta mi sento ancora più solo e più povero dentro, se non ci fosse lei. Come si chiama la gatta? Faccio foto, ha messo il nome. Paciufota. Allora, ti te chiami a Sassa Calzà. Anche lei ha subito il passaggio dei ladri. Io avrei dato e io porita se lamenta Ecco perché Paciufotta è diventata oggi la sua unica ragione di vita. perché se ti fidi di Dio ti va sempre ti dici, che motivo vuoi? Che motivo hai tu da andare avanti? Per chi?